Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepareremo insieme le famose ciambelline di Dorgali. Vi dico famose perché queste ciambelline davvero sono buonissime, facilissime, tipiche della zona appunto di Dorgali, che è un paese che sta vicino alla bellissima località turistica di Calagonone, che sicuramente conoscerete tutti. Queste sono delle ciambelline veramente tipiche di quella zona, come vi ho detto sono semplici ma davvero buonissime e anche ricercate. Questa ricetta è una ricetta che mi è stata data gentilmente da una mia zia, che proprio la saluto. Ciao zia, finalmente riesco a fare questo video. Adesso vi faccio vedere gli ingredienti e come si preparano. Ecco i nostri ingredienti: ci occorrono 500 g di farina 00, 200 g di zucchero semolato, 200 g di strutto, 2 pizzichi di sale, una bustina di vanillina e una bustina di lievito. Poi ci occorreranno un tuorlo, 2 uova intere, la scorza grattugiata di un'arancia, marmellata di arancia quanto basta, 2 cucchiai di filet verro sardo o acquavite e poi per spennellare 1 o 2 tuorli di uovo. Cominciamo subito con la nostra preparazione, che è molto semplice. Mettiamo la farina direttamente in una ciotola un po' più grande, poi aggiungiamo 2 pizzichi di sale e poi aggiungiamo lo zucchero. A questo punto mixiamo in tutto. Adesso aggiungiamo lo strutto. Allora, spesso e volentieri nelle mie ricette, quando presento le mie ricette, spesso e volentieri magari per esigenze molte persone mi chiedono delle sostituzioni. In questo caso le ciambelline tipiche di Dorgali sono fatte con lo strutto, quindi certo si possono fare delle sostituzioni, però non sono più le ciambelline di Dorgali perché sono rigorosamente con lo strutto. Quindi mettiamo lo strutto con la farina allora io vado a impastare tutto a mano, però si può fare eventualmente anche con un'impastatrice se volete, se dovete fare magari una quantità più grande. Adesso aggiungiamo una bustina di vanillina, una bustina di lievito e continuiamo ad amalgamare il tutto. Una volta raggiunta questa consistenza passiamo ad aggiungere anche la scorza dell'arancia . Ok, adesso possiamo aggiungere un uovo intero al composto, così, e 2 tuorli. Uno. Le altre uova ci serviranno sempre, delle altre uova ci serviranno sempre i tuorli, così dopo quando faremo le formine, prima di metterle in forno le spennelleremo. Ok, ora amalgamiamo tutto il composto.
Adesso mettiamo 2 cucchiai di filet verru, l'acquavite sarda. Se volete potete mettere anche un altro liquore, tipo un liquore come il Marsala, qui magari, che è un po' diverso, un po' più delicato, che comunque ci sta bene lo stesso. Allora, io direi che raggiunta questa consistenza ci spostiamo sul piano da lavoro e lavoriamo direttamente sul piano da lavoro, appunto. Vedete, lavorando io ho ottenuto questo bel panetto di pasta, vedete la consistenza. Come dicevo, per comodità vado a stenderlo leggermente. Prendiamo un po' di pellicola, lo mettiamo, lo impellicoliamo per bene e lo lasciamo riposare in frigorifero almeno una mezz'oretta. Ecco qua, adesso siamo pronti proprio per il riposo di una mezz'ora in frigo. Dopo il riposo ho tolto la pasta dal frigorifero, adesso togliamo la pellicola. Infariniamo un po' il nostro piano da lavoro e con un mattarello andiamo a stendere la pasta. Ho steso la pasta e ora con uno stampino, un tagliabiscotti a forma di fiore, vado a tagliare la pasta. Lo vado ad appoggiare direttamente sulla placca da forno ricoperta di carta da forno. Ho fatto tutte le formine a forma di fiore, le ho disposte sulla teglia, adesso sto di nuovo stendendo la pasta perché dobbiamo prepararci i nostri piccoli salsicciotti per decorare le ciambelline, naturalmente. Adesso vi faccio vedere, è più facile a dirsi che non a farsi, naturalmente. Tagliamo la pasta, formiamo delle striscioline di pasta così. Mettiamo da parte.
Nel frattempo che facciamo questo lavoro andiamo a preriscaldare il forno a 180 gradi in modalità statica. Se vi piace il tagliapasta che sto utilizzando, andate in descrizione, vi lascio il link di dove potete trovarlo. A questo punto prendiamo un po' di marmellata di arance oppure della marmellata che abbiamo scelto, perché la ricetta tradizionale vuole appunto la marmellata di arance, però vengono buonissime anche con altre confetture, come per esempio quella di ciliegia oppure quella di albicocche. Allora, abbiamo fatto il primo rotolino di pasta, ce lo perfezioniamo un attimino, poi facciamo il rotolino, lo possiamo fare da una parte o direttamente sopra, vedete? E lo posizioniamo. Se è troppo lungo lo tagliamo. Ecco qua. E continuiamo il nostro lavoro. Una volta messi tutti i rotolini sopra le ciambelline, adesso rompiamo 1 o 2 uova, preleviamo solo il tuorlo, mettiamo in una ciotolina, così, perché poi adesso andremo a spennellare ogni ciambellina. Una volta spennellate con l'uovo possiamo infornare le nostre ciambelline ad una temperatura di 180 gradi in modalità statica per circa 20 o 30 minuti. Dopo 30 minuti ho tolto dal forno le ciambelline di Dorgali, le ho fatte leggermente intiepidire sulla teglia. Mi raccomando, andate sempre a controllarle prima dei 5 minuti dello scadere del tempo di cottura, perché non si sa mai, ogni forno è a sé. Comunque ricordo che la cottura va fatta a 180 gradi, modalità statica, per circa 20-30 minuti, poi dipende appunto dai nostri forni. Lasciatele riposare un pochino sulla teglia, perché appena tolte dal forno sono molto morbide, quindi se le toccate si rovinano, perché la marmellata si scalda molto, quindi fa sì anche che la frolla diventi molto morbida. Quindi le lasciamo riposare un pochino, poi quando sono un po' maneggiabili si possono togliere e mettere in un cestino, in un piatto da portata, insomma dove preferite voi. Io le ho messe in questo piatto. Sono ancora tiepide, ho l'acquolina in bocca perché mi piacciono tantissimo. Vi voglio far vedere, ne prendo una a caso, guardate, io le ho spennellate con il tuorlo d'uovo, quindi risultano di questo colore. Ho utilizzato, io personalmente ho utilizzato una confettura anziché di arancia di albicocca, ho fatto un po' di arancia e un po' di albicocca, quindi scegliete voi un po' cosa preferite. Io l'ho fatto per accontentare un po' i gusti di tutti. Adesso vi voglio far vedere come sono morbide. Guardate un po', vedete? Anche dentro abbiamo la marmellata, hanno un profumo straordinario di arancia, e vado subito a fare la prova assaggio. Deliziose, davvero buonissime. Sono uno spettacolo, perché queste ciambelline, anche se sono semplici, hanno tantissime sfumature di gusto della Sardegna, veramente buone. Cioè sentiamo benissimo l'arancia, quell'aroma dell'acquavite di Sauville Verru che abbiamo messo,
e poi abbiamo la consistenza un po' morbida e anche un po' croccante. La marmellata, quindi vi dico un'esplosione di gusto. Ve le consiglio assolutamente, magari anche per una ricettina da regalare a Natale, fate un bel pacchettino, lo regalate ai vostri cari e ai vostri amici. Se vi è piaciuta questa bellissima ricetta della tradizione sarda, fate un bel like e se non vi siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e attivate anche la campanella di notifica così non vi perdete nessun video. Venite a trovarmi sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Non dimenticatevi anche il mio sito che è www.lericette-di-francis34.com. Lì troverete tutte le ricette scritte e spiegate passo passo con tutte le immagini. E mi raccomando, non perdetevi il prossimo video perché io vi aspetto. Ciao!